Mai come quest'anno è importante andare a votare, per il semplice motivo che a Solagna abbiamo solo una lista. Non è detto che perché c'è solo una lista sia così semplice. No, non è proprio così semplice perché, spiega l'unico candidato sindaco di Solagna, Stefano Bertoncello, se non si reca alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto, il comune verrà commissariato, il che non porterà nulla di buono al paese della Val Brenta, l'unico, lo ricordiamo, che ha detto no alla fusione. Il commissario prefettizio bloccherà quelli che sono i possibili, gli eventuali lavori che invece si potrebbero fare. Il commissario prefettizio fa solo il tran tran quotidiano, il minimo sindacale, voglio E dire. poi è inutile negarlo, un commissario prefettizio non conosce il territorio come lo conoscete voi. Non conosce assolutamente il territorio e soprattutto non ha nessun progetto per il territorio. Non è lui che deve progettare quel territorio, lui deve solo barcamenarsi in qualche maniera, tra l'altro per circa un anno, perché noi andremo a rivotare eventualmente alle prossime elezioni, probabilmente alle regionali fra un anno. E quindi questo è un handicap non da poco per un paese come il nostro, che adesso invece ha solo bisogno di essere aiutato, sviluppato e di portare dei progetti interessanti, insomma. È una questione di democrazia, dichiara Bertoncello, che lancia un appello ai suoi concittadini ad andare a votare. Non necessariamente a suo favore, chiarisce, ma per rispetto di un diritto guadagnato con tanta fatica negli anni, il diritto al voto. Io penso che con tutto quello che abbiamo detto per il voto, e non voglio ripeterlo, no, in tutti questi anni, quanto hanno sofferto i nostri nonni per avere questo diritto, io penso che sia un peccato sprecarlo. Domenica 26 venite a votare perché è veramente importante. Non serve che votiate se proprio vi siamo antipatici votare per noi, ma venite, ritirate la scheda, rimettetela bianca e questo noi ci farà anche capire quant'è la quantità di persone che non la pensano come noi, perché ci sentiamo responsabili anche per queste persone.